Su molte cose puntualizzerò, inclusa l'ultima considerazione dell'assessore Mantovano. Prima però mi consenta di fare una specifica, perché non c'è la vicepresidente De Berti, spero torni perché mi rivolgerò a lei per una parte significativa del mio intervento. Ci tengo a precisare che la lingua italiana è una lingua meravigliosa e che, a differenza in effetti di altri idiomi, ha la caratteristica di prevedere delle interpretazioni estensive ai termini che si utilizzano. Cioè, se io dico che la consigliere Mantovan, l'assessore Mantovan, ha un atteggiamento monacale, non sto dicendo che è una monaca e che ha preso i voti e è andata in convento, sto dicendo, significato estensivo, che ha un atteggiamento particolarmente pudico e particolarmente riservato. Se io dico all'assessore Caner che ha una modalità di comportamento militare, non sto dicendo che ha fatto la firma dopo la leva, sto dicendo, probabilmente sarà stato riformato peraltro. Ecco, sto dicendo che però è una persona particolarmente disciplinata. Se dico che c'è un atteggiamento omertoso, non sto dando dei mafiosi ai componenti della giunta, sto dicendo, sulla base del significato estensivo, che in riferimento alla pedemontana c'è un riserbo assoluto determinato da complicità e insieme dal timore di vendetta. Lo dico per evitare di essere fraintesa. E giusto per essere precisi, ho parlato di omertà inaccettabile e dopo l'intervento della vicepresidente De Berti aggiungo anche aggressivo. Però, giusto per stare in tema di interpretazioni estensive, confermo che non ci faremo intimidire e continueremo a tenere il punto sulle cose che abbiamo detto. A me fa piacere che la vicepresidente De Berti abbia ricostruito tutta la vicenda storica che dal 2001 al 2017 fino ad oggi vede la Regione del Veneto impegnata sul fronte della pedemontana. Mi risulta, come ho detto nel mio intervento, che nel 2006, quando ci fu la decisione del CIPE, al governo della Regione del Veneto non c'eravamo noi, anzi forse il presidente era già il presidente Luca Zaia. Mi risulta che nel 2009, quando c'è stata la firma della concessione, al governo della Regione non eravamo noi, c'era sempre il presidente Zaia, che nel 2010, vicepresidente, che nel 2010, quando è stato realizzato il progetto definitivo, in Regione c'era sempre il presidente Zaia e anche nel 2012, quando ci fu l'inizio dei lavori, il presidente era sempre il presidente Zaia o il vicepresidente. Quindi mi può fare tutto il resoconto storico, che già conoscevamo, ma è sempre utile un ripasso in questi casi, però bisogna dire che al governo della Regione c'eravate voi. E quindi se lo fa per assumersi la responsabilità di un percorso ne prendo atto. Così come al governo della Regione del Veneto non c'eravamo noi nel 2017 quando il ministro Del Rio ha deciso di togliere la responsabilità del commissario straordinario e l'ha spiegato perché. Lo ha dichiarato ai giornali. Il ministro Del Rio dice: ma perché togliete il commissario straordinario all'opera della pedemontana veneta quando fino a quel momento il governo, cioè lo Stato, ci ha messo i soldi? Perché abbiamo rivisto in quegli anni, gli anni dell'austerity, della crisi, gli anni in cui era finito, anni che la Regione del Veneto ha vissuto da grande protagonista col presidente Galan e col vicepresidente Zaia, gli anni dello io spendo anche più di quello che ho, tanto paga Pantalone, perché così anche la Regione del Veneto è stata governata per tanti anni. A un certo punto i soldi sono finiti e allora Del Rio dice: abbiamo rivisto tutti i progetti che erano stati autorizzati dal CIPE e tutti quelli che non si reggevano sotto il profilo economico-finanziario li abbiamo tagliati. E non lo dice Del Rio, lo dice Cassa Depositi e Prestiti, che giudicò la proposta di finanziamento della strada pedemontana come insostenibile.
Cioè la Banca dello Stato, di fronte al piano economico-finanziario previsto nel 2010, dice non è finanziabile quest'opera. Quindi Del Rio, ministro, dice a Zaia, Presidente Zaia, avete due strade. O si revisiona il progetto ridimensionandolo e rendendolo economicamente sostenibile, oppure lo Stato non spreca più i suoi soldi in un'operazione di project financing che non regge. Questo succede nel 2017. È lì, è in quell'esatto momento che il presidente Zaia, di fronte alle due strade che aveva, ne aveva due. O revisionava il progetto e rendeva il piano economico-finanziario sostenibile, oppure andava avanti da solo. E lì il presidente Zaia ha detto vado avanti da solo. Vado avanti da solo, con il terzo atto convenzionale, su cui stiamo discutendo oggi. Questa è la storia. Questa è la storia. Poi ha ragione la vicepresidente De Berti quando dice col senno di poi si può dire tutto. E infatti noi stiamo parlando col senno di poi, sebbene qualcuno, come il consigliere Zanoni che allora era in quest'Aula, alcune perplessità le aveva sollevate. Questo lo dico perché fa ridere oggi quando il presidente Zaia o la vicepresidente De Berti dicono ce la siamo ritrovata e non potevamo fare altro che sta roba qua. Punto. Verità numero 1, è stata una scelta che ha rivendicato il presidente Zaia, e vi ho citato testualmente quello che ha detto in quest'Aula allora, e ce l'ha confermato la vicepresidente De Berti oggi. Seconda verità. Potete citarmi tutte le sentenze del TAR, tutte le disposizioni della Corte dei Conti che volete. Il rischio di impresa dal lato della domanda è in capo alla Regione del Veneto e anche su questo possiamo dire se è fatto bene o fatto male, ma è un dato di fatto. E l'onestà intellettuale sarebbe oggi di dire, di ammettere che almeno quell'operazione non è stata un'operazione rivoluzionaria, come è stata definita da Zaia, ma semplicemente un'ultima possibilità di un'opera che era bloccata perché non era bancabile, cioè insostenibile. Un'operazione da canna del gas, una soluzione disperata di fronte ad un'opera piantata, di fronte alla quale, per usare le battute con cui ha infarcito il suo intervento la vicepresidente De Berti, non avendo le ali, si doveva scegliere o una soluzione che consentisse, se le cose andavano bene, e poi vedremo che non sono andate bene, di salvare la faccia, oppure fermarsi. Ma siccome sappiamo che da 15 anni questa regione è governata da un presidente che mette al primo posto sempre la sua faccia, prima del buonsenso e prima dei conti del bilancio di questa regione, anche in quell'occasione, tra perdere la faccia e dover dire non riusciamo ad andare avanti o mettere a rischio la tenuta dei conti della regione, il presidente Zaia ha scelto la seconda strada, scelta legittima, può essere anche stata confermata sul piano della correttezza dalla Corte dei Conti e dal TAR, ma potrà essere oggi politicamente discutibile? O in quest'Aula non si può neanche più discutere se una scelta è stata giusta o sbagliata? Stiamo facendo politica qui, non siamo un'aula di tribunale, non emettiamo sentenze. E io penso che noi, e il Partito Democratico lo dice, quella è stata una scelta sbagliata, sotto tanti punti di vista, sotto il profilo politico e purtroppo, aggiungo purtroppo, ora questo giudizio è anche confermato dai conti del bilancio della Regione del Veneto. Poi io non lo so se i conti dei flussi di traffico del 2017 fossero corretti. Ha fatto anche su questo delle battute la vicepresidente De Berti, io penso ci sia poco da ridere. Ho detto che sono un'esperta di bilanci, non sono un'esperta di flussi di traffico e non credo sia una colpa, ognuno ha le sue competenze. Il problema è che quando non esperta di flussi di traffico è la vicepresidente del Consiglio della Giunta della Regione del Veneto con delega alle infrastrutture. Io non li so i flussi di traffico,
Ma vi siete accorti che non li sa la vicepresidente della Giunta? Allora io non lo so se allora potevano essere percorse strade diverse. La domanda che io vorrei rivolgere alla vicepresidente De Berti, che non è in aula perché evidentemente era interessata a parlare e non ascoltare, alla luce di tutto quello che è accaduto, quel terzo atto convenzionale, che io oggi giudico sbagliato, è un contratto che rifirmereste? Io questa è la domanda che faccio alla Giunta, all'assessore Calzavara, all'assessore Lanzarina, a Corrazzari e alla De Berti se si degna di rientrare. Oggi, nel 2024, con questo bilancio, col Covid e con le guerre, come dite voi, è un contratto che rifirmereste a quelle condizioni? Questo è il punto politico. Perché se voi, come dite la De Berti, rivendicate la paternità di quella scelta, la buona volontà di quella scelta, l'intelligenza politica di quella scelta, io mi preoccupo. Perché posso darvi il beneficio di inventario che nel 2017 speravate che andasse a finire bene, ma oggi, vedendo come è andata a finire, se mi dite e volete dire che avete ancora ragione voi, e qua è l'onestà intellettuale che manca, io mi preoccupo. All'idea, a proposito di Treviso Mare, che certi esperimenti di finanza creativa vengano replicati in questa regione. Questo è il punto politico. C'è poco da arrabbiarsi la vicepresidente. La politica si fa così, assumendosi la responsabilità. Perché guardate, delle due l'una, e questa è una domanda a cui non ha risposto la vicepresidente, o quella del 2017 è stata davvero una scelta rivoluzionaria, che appunto si potrebbe anche replicare, oppure è stata un'operazione per salvare il salvabile. Se avete l'onestà di dire che è stata questa seconda, discutiamone. Se invece siete convinti che quel tipo di operazioni economico-finanziarie possano reggere con la finanza pubblica in queste condizioni, con le sfide che abbiamo davanti e con le difficoltà di bilancio da affrontare, secondo me siete fortemente fuori strada. Ovviamente in tutti i conti che noi abbiamo fatto, e dopo ci ritornerò, si omette sempre un piccolo dettaglio. Cioè quando io dico 44 milioni nel 2024, 50, ometto sempre, assessore Calzavara, che abbiamo anche 16 milioni che ogni anno noi paghiamo di rata di mutuo. Perché non sono 44 nel 2024, sono 44 più 16, non sono 55 nel 25, sono 55 più 16. Perché noi 300 milioni di mutuo li abbiamo già contratti dal 2018 e 17, ancora prima che entrasse in funzione. Quindi il costo del 2024 non è quello di cui stiamo discutendo, è ancora più alto. E allora, sebbene sarebbero moltissime le considerazioni rispetto all'intervento della vicepresidente, dov'è l'atteggiamento omertoso e dov'è l'atteggiamento irresponsabile che la vicepresidente in un'ora e passa l'intervento ha confermato? Ma può essere che noi ci troviamo ad una variazione, così arrivo anche a replicare la Calzavara, alla variazione di bilancio di chiusura del 2024 con un buco da 44 milioni e la risposta che mi viene data dall'assessore di riferimento è che è colpa di chi ha deciso di approvare l'opera nel 2001, che è colpa di Delrio e dei governi di sinistra, perché ha detto che non guarda il colore politico solo quando hanno la tessera della Lega, che è colpa del governo di sinistra di Delrio, che è colpa della difficoltà di stimare i flussi, che è colpa del Covid e della guerra, ma seriamente, che è colpa persino dei sindaci che hanno preteso che l'opera fosse messa in trincea. Ma di cosa stiamo parlando, colleghe e colleghi? In un'ora e un quarto di intervento, la vicepresidente De Berti non ha risposto all'unica domanda semplice a cui chiedevamo che fosse data una risposta. Al netto di chi è la responsabilità, al netto del perché nel 2017 avete adottato il terzo atto convenzionale, al netto di tutto. Assessore Calzavara, vicepresidente De Berti, ma alla fine
quanto ci costa la superstrada pedemontana veneta? Perché a questa domanda non c'è risposta. Perché abbiamo a bilancio di previsione soltanto una stima fatta non si sa sulla base di cosa, dell'impatto che i costi avranno sul 25, 26 e 27, di fronte ad una concessione di 39 anni, che se va bene andremo in pareggio, se va benissimo guadagniamo, ma se va male, come sta andando male, rischia di costare 1 miliardo, 1,5 miliardi in 39 anni. Ma a voi sembra un atteggiamento responsabile? Siamo la regione più importante d'Italia, con il sistema produttivo più importante d'Italia. Siamo la terza regione del paese per PIL. E non sappiamo se sopravviveremo ai 39 anni del contratto della Pedemontana. Ma non è normale. Allora io ripeto, quanto ci costerà la Pedemontana? Abbiamo un'opera finita. Io non ho mai parlato di utilità dell'opera, visto che una parte del suo intervento l'ha dedicata a questo, non perché non abbia un'opinione sul punto, ma perché se l'opera c'è, è inutile oggi dire non dovevamo farla diversamente. Allo stato dell'arte l'opera c'è, con qualche problemino nella galleria di consigliere, che non vorrei sbagliare. Quindi con crepe e cascate in più di una galleria, va bene così? Perché dopo ci attacchiamo a ste sciocchezze e non andiamo al cuore del problema. Ma come va a finire questa storia della Pedemontana? E anche oggi venire a discutere, ma non è vero, ho fatto i conti, se ce la facevamo da soli ci costava di più. Ma di più rispetto a cosa, se non sappiamo quanto ci costa questa? Ma che conto è? Perché faceva ridere l'analisi costi-benefici di Toninelli quando era al governo con la Lega, ma fa anche ridere un vicepresidente di regione che dice che sarebbe costata di più una roba senza dirmi quanto costa questa. Toninelli è un premio Nobel in confronto. Scusate, mi costa di più di una roba che non so però quanto mi costa. Un po' di verità. Un po' di parole di verità, secondo me, non andrebbe male dirle, perché il dato di fatto su cui poi possiamo discutere, e arrivo Assessore Calzavara, è che sul piano politico questa, come ha detto lei, non è solo una variazione di bilancio che chiude uno dei tanti bilanci che abbiamo chiuso in questi anni. Questo è verosimilmente il bilancio che chiudiamo di un anno complicato, dell'anno in cui siamo stati travolti dalla crisi economica e da una congiuntura drammatica, lo ricordava la collega Baldin, terzo trimestre consecutivo col segno meno del prodotto interno lordo, produzione industriale meno 3% in Veneto, percentuale di utilizzo degli impianti inferiore al 70%, settembre 2024, era dal 2014 che non si registrava questo dato, 8 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate in Regione Veneto. In questa fase storica qua, noi non stiamo semplicemente facendo l'ultima variazione di bilancio, noi stiamo chiudendo un bilancio che sì, Assessore Calzavara, non ha 20 milioni, non è da scherzare. Figuriamoci se il bilancio del Veneto non è in grado di avere 20 milioni. No, non ce li ha. Tant'è che per trovarli, stamattina ci ha presentato un emendamento al bilancio dove aumenta l'aumento IRAP perché non c'aveva i 22 milioni che deve dare al governo sul 25. Quindi no, il suo bilancio, quello che lei sta chiedendo di chiudere praticamente oggi, è un bilancio che non ha i 20 milioni in più, se capitano. Tant'è che i 25 milioni in più del buco di CAV non li ha trovati nel bilancio, perché non ce li ha. È dovuto andarli a prendere recuperando risorse da CAV e l'ha fatto con una lettera di metà settembre in cui dice: io mi sono fatta dare tutti gli atti a proposito di omertà e da lì partono, se ce ne sono altri me li dia. Il 13 di settembre il responsabile della direzione
infrastrutture scrive a CAV, buongiorno, secondo me se riuscite a darci un po' di soldi ci fate un favore, e avete messo a bilancio la distribuzione delle riserve di CAV ancora prima che fosse deliberata dal governo, dal CIPES, dalla Corte dei Conti, dal Consiglio di amministrazione di CAV e dall'Assemblea dei Soci. Operazione, vedremo cosa dirà la Corte dei Conti su questo. Disperazione per chiudere sto bilancio. E quando noi diciamo abbiamo delle perplessità su utilizzare le risorse e le riserve di cava per pagare la pedemontana, non lo facciamo per fare le anime vergini, anche questo in senso estensivo del termine, non vorrei mai che poi la De Berti malinterpreta. Lo facciamo perché sul piano politico è una scelta che non è neutra, ha un senso molto profondo. Si prendono i soldi che avevamo in cassaforte, che avrebbero dovuto servire per rilanciare il piano infrastrutturale della regione del Veneto, perché credo sia chiaro a tutti che non possiamo pensare di competere in un mercato globale che sta travolgendo le nostre imprese con una superstrada che collega Treviso e Vicenza, la casa della De Berti con la casa di Luca Zaia. Servirebbe qualcosina di un po' più ambizioso, l'alta velocità. Ora, se voi pensate che il sacrificio che la Regione del Veneto ha fatto per fare il passante, sia sul piano ambientale che sul piano dei costi, possa essere che quella sia stata una grande opera, che ha impattato sul nodo centrale dei trasferimenti e dei trasporti di questa regione, c'è il porto di Venezia, c'è il collegamento con l'Europa, dal passante passano tutti. A proposito di costi-benefici, se voi pensate di poter utilizzare le poche risorse che avevamo in cassaforte per pagare i debiti della pedemontana, è un problema sul piano politico e sul piano della prospettiva che vogliamo dare a questa regione. Ed è sta qui l'assunzione di responsabilità che noi vi chiediamo, ed è per questo, a mio giudizio, che non è soltanto un semplice variazione di bilancio, ma è un punto di svolta nelle politiche di bilancio e nelle politiche di sviluppo di questa regione, che secondo me rischia di portarci in un vicolo cieco, che chiude le prospettive di sviluppo, che ingessa il bilancio della nostra regione e che lo espone ad una volatilità che io penso i veneti non si meritavano dopo tutti questi anni di sacrifici. È una faccenda seria quella di cui stiamo discutendo oggi, è una faccenda molto seria e mi dispiace che non si colga la delicatezza del passaggio che stiamo affrontando. Chiudo proprio perché è collegato con questa riflessione finale. Il passaggio è serio. Non avere risposte su questioni così cruciali è omertoso. Quando un assessore viene in commissione, mi dispiace che sia uscita l'assessore Mantovan, quando un assessore viene in commissione, dopo essere mancata altre volte e dopo che mancherà altre volte ancora, e gli chiediamo 3 cose e la risposta è non lo so, devo parlare con Calzavara, non ho questi dati, non saprei cosa dire, e non è il primo che passa per strada, è l'assessore della regione del Veneto. Ciò che è ridicolo non è un post su Facebook, ciò che è ridicolo è pensare che sia accettabile un tale livello di arroganza, perché, collega Ostarel confermi se vuole, la collega Mantovan non è venuta dicendo scusate, portate pazienza, devo ancora prendere in mano i dossier. Con arroganza ci ha detto che quelli non erano argomenti posti all'ordine del giorno e che ci avrebbe dato i dati quando voleva, la volta successiva che non si è presentata. Quindi prima di, lamentare raccontando solo una storia, si inizi ciascuno di noi a portare rispetto per l'istituzione che si rappresenta, anche quando si viene a rispondere alle domande dei consiglieri in
in commissione. È giusto per evitare fraintendimenti. Il problema è che l'assessore Mantovan sia uomo o donna, giovane, vecchia, bella o brutta, non c'entra niente, forse è abituata ad essere trattata in un determinato modo. Per quanto ci riguarda, lo scherzo era indipendente dal genere e dalla discutibile o meno presenza estetica della collega.